Io riprendo la linea ma vado dall'altro Lorenzo, da Lorenzo Andreotti che ci risponde da Verona, dove c'è la Eccoci qua. sede dell'informatore agrario, eccolo qua. Ciao Lorenzo, allora tu sei in redazione, spero tu abbia l'aria condizionata, noi qui non ce l'abbiamo, però devo dire, do delle informazioni di tipo meteorologico, sta arrivando effettivamente da occidente, ci stanno arrivando i nuvoloni molto neri, non so se su Verona c'è già stato qualche fortunale o qualcosa, Lorenzo? No, non Vabbè, allora ancora. siete... C'è molto coperto qui, per fortuna è calata un po' la temperatura, in questi giorni anche qua c'è stato molto molto caldo, adesso sì, si sta un po' meglio oggi, ecco. Certo, sto meglio io seduto alla scrivania che voi in campo, su questo non Certo. c'è dubbio. Grazie. Volevo, prima di coinvolgerti, c'è anche con me qua Stefano Barbieri, anzi cortesemente vieni Stefano, prima di coinvolgerti completamente, volevo, prima Lorenzo Benvenuti ha fatto delle valutazioni, ha ricordato ecco, il pregio ambientale dell'area di Valle Vecchia. Qui, ricordo tutti, Valle Vecchia si trova, è un'azienda sperimentale di Veneto Agricoltura, sono 800 ettari, lo slogan è tra natura e agricoltura perché 300 di questi ettari sono 300 e rotti, sono ad agricoltura, ma il resto è di fatto un'area ambientale di pregio che è stata riqualificata con un progetto attorno agli anni 2000, più o meno a cavallo degli anni 2000, sono state create, perché qui diciamo è tutto artificiale, ma non è, o se volete, naturaliforme, usiamo un termine un po' più complicato, perché qui sono stati ricreati degli ambienti umidi soprattutto, c'è una pineta storica. Prima vi ho fatto vedere, vedete qua c'è il mare e c'è una pineta storica che ha circa 50 anni, forse di più, che è anche un po' sfitica, a dire il vero, che Veneto Agricoltura sta riconvertendo a bosco misto, quindi facendo tutta una serie di interventi che è inutile che adesso io vi sottolinei, del quale io adesso è inutile sottolinei la specificità da un punto di vista tecnico, però ecco, c'è questa riconversione ecco, di questa pineta in un bosco ecco, più misto, quello che era il querco carpineto che dominava qui diciamo fino all'Ottocento, poi l'intervento dell'uomo eccetera, ma comunque questa zona qui vi ho detto è stata oggetto di una bonifica negli anni 60. Qui c'era acqua, sostanzialmente c'era palude e adesso c'è questa che è un'isola perché è collegata alla terraferma da un piccolo ponte. Allora qui gli ambienti che sono stati ricreati permettono veramente la sosta o comunque il passaggio di parecchie specie, soprattutto di uccelli, ma qui ci sono anche caprioli, qui ci sono volpi, qui ci sono cosa c'è qui? C'è di tutto, voglio dire, ecco, ma appunto la qualità di questo territorio permette anche un'attività turistica, chiamiamola alternativa, innovativa o se volete sostenibile, in particolare c'è la possibilità di fare, innanzitutto c'è la possibilità di andare al mare in maniera diversa o se volete come una volta, perché c'è un parcheggio, effettivamente ci sono dei servizi, però non c'è un lido. Ci sono 7 km di spiaggia libera che soprattutto da un punto di vista così ambientale è come era una volta o come è sempre stata. Sono due forse i posti nell'Alto Adriatico che hanno questa particolarità, ovvero proprio qui a Valle Vecchia, quindi tra Caorle e Bibbione, e poi il Boscone della Mesola, che è un'altra area in Emilia Romagna, subito dopo il Delta del Po, verso sud ovviamente. Da qui anche quella è un'area importante da un punto di vista ovviamente naturalistico, un bosco importante, quello sì è un querco carpineto se non ricordo male, è appunto con questa spiaggia e questi territori bellissimi, anche lì si possono fare degli incontri molto belli, ma anche qui poi ci sono percorsi a piedi, percorsi a cavallo, in bicicletta eccetera, c'è anche un percorso per tutti come si dice, quindi per i disabili, cioè quindi si può andare anche in carrozzina. Da quest'anno c'è anche il passo barca sia verso Bibbione e sia Bravissimo. verso Caorle, quindi la possibilità di congiungersi attraverso, appunto, specialmente per i percorsi ciclabili, è molto facilitato e quindi
questo è veramente un servizio molto interessante che è attivo da quest'anno. E finendo questo grande spot pubblicitario su Valle Vecchia, ecco, ci sono anche, devo dire la verità, ci sono servizi, quelli che sono importanti per una bella vacanza o comunque per una bella sosta, quindi ristoranti e quant'altro. Allora, detto questo, che è importante per Valle Vecchia, perché l'impegno su questo territorio è a 360 gradi, quindi deve essere assolutamente totale da parte del gestore, che ripeto, questa è un'area della Regione Veneto gestita da Veneto Agricoltura. Abbiamo detto che questa è un'attività formativa. Allora Lorenzo, poi dopo passiamo là, c'è una mosca che ha preso il mio gomito come riferimento, vi chiedo scusa. Allora dicevo, Lorenzo Andreotti, quanto è importante la formazione per il settore primario e soprattutto quale formazione oggi? Voi che siete divulgatori peraltro. Sì, noi lo facciamo di mestiere. Allora, la formazione è fondamentale, ma lo dimostra anche l'incontro che avete fatto voi oggi, dove state spiegando in modo assolutamente didattico e divulgativo delle tematiche che dietro hanno invece un contenuto scientifico elevatissimo, ovviamente. D'altronde l'agricoltura, come è stato detto più volte, è sempre più tecnica, è sempre più scientifica, ed è sempre, si evolve di continuo, perché si evolvono poi le richieste dei mercati, si evolvono le richieste dei consumatori e via dicendo. Ovviamente oggi abbiamo parlato di irrigazione e di impiego di acqua nei grandi seminativi, abbiamo sfiorato altri argomenti come l'orticoltura o la frutticoltura, chiaramente perché alcune delle soluzioni non erano dedicate a quello, e abbiamo toccato più volte anche l'argomento importantissimo della sostenibilità ambientale. Allora, tutte queste cose che in realtà sembrano, no, a così, prima occhiata, dei discorsi che lasciano un po' tempo che trovano a volte, invece in realtà sono discorsi fondamentali, perché nascono da un'esigenza che è quella del consumatore, che è poi quello che va a fare la spesa e che è quello a cui devono rispondere le industrie di trasformazione, che chiedono poi agli agricoltori a loro volta la produzione agricola. Allora, questo per dire cosa? Che di fatto i consumatori sono più esigenti, l'agricoltura quindi deve rispondere ad esigenze nuove, deve confrontarsi anche con una maggiore richiesta di sostenibilità ambientale, che viene sempre con un approccio bottom-up dai consumatori, e quindi di fatto bisogna imparare a fare agricoltura in modo innovativo, in modo diverso. Non ci si ferma mai, si va avanti chiaramente e si innova in tutti i modi. Quello che io raccomando sempre, quando mi viene fatta questa domanda, Mimmo, è di stare attenti sempre alle fonti di informazioni e dove si trovano le informazioni, e il livello anche di contenuto scientifico delle informazioni che si vanno a leggere o a ricercare. Siamo purtroppo in una fase, questa, e anche la cronaca sulle problematiche legate al Covid-19, alla tematica l'invasione delle formiche lì, ha lasciato ampio spazio, abbiamo visto le fake news, ci sono anche in agricoltura le fake news, ci sono anche in agricoltura fonti non attendibili come dovrebbero essere, che non hanno di fatto i protocolli scientifici, ecco, alle spalle, come invece hanno le riviste specializzate e i siti di agricoltura specializzati in questo lavoro. Quindi quello che consiglio io è di cercare bene di essere molto attenti e molto puntigliosi, ecco, quando si vanno a cercare informazioni tecniche. Adesso con voi, voglio dire, giochiamo in casa come Veneto Agricoltura, come con altre strutture simili, no, a quelle di Veneto Agricoltura. Molti dei vostri uomini, i vostri tecnici, sono anche autori dell'informatore agrario, quindi non c'è dubbio, no, che in questo caso siamo tranquilli. Molta dell'informazione oggi viene fatta anche direttamente dalle aziende produttrici di agrofarmaci, di tecnologie, di fertilizzanti, vi dicendo, che va benissimo, non c'è nessun problema ovviamente, però è importante che ci sia sempre una voce super partes che dia le informazioni reali, scevere da ogni tipo di ritorno di interesse o di conflitto di interesse. Noi come giornale proviamo a fare questo tutti i giorni, e devo dire che insomma anche voi come Veneto Agricoltura fate un ottimo lavoro in questo senso. Grazie Lorenzo, sante parole assolutamente, vale, lo dico per chi ci può capire, per noi giornalisti questo, voglio dire, l'ABC, voglio dire, proprio, come posso dire, capitolo 1, introduzione, cioè chiaro, la verifica delle fonti è proprio il minimo che noi possiamo fare, ma è un discorso che giustamente tu sottolinei per tutti, e questo è molto importante. La domanda che avevo fatto a te Lorenzo la giro anche qui
a Stefano Barbieri, ecco quindi quanto è importante la formazione, ma soprattutto come la facciamo noi di Veneto Agricoltura. Beh, una delle nostre mission di Veneto Agricoltura è proprio la formazione e in particolare la formazione dei consulenti, dei tecnici, che poi trasferiranno, diffonderanno quello che hanno acquisito verso anche le aziende e gli imprenditori agricoli. Ma questa è proprio la nostra particolarità. Lo facciamo attraverso degli eventi, molti di questi eventi sono supportati, sono all'interno di un programma del programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, quindi fondi comunitari, con altri progetti comunitari, con anche attività promossa proprio da Veneto Agricoltura e con diverse metodologie. Oggi siamo online, siamo anche con eventi in presenza e quindi cerchiamo poi abbiamo anche una interessante attività editoriale di produzione di libri e poi l'attività di produzione video e quindi usando strumenti e metodi diversificati per coprire, ancora una volta questo termine, 360 gradi.